Allora, dottore Spoto, parliamo di questa iniziativa, questo accordo Tinto Lavanderia e le sue finalità che la CNA ha promosso. Sì, la finalità è quella di evitare che ci possano essere contrapposizioni, contenziosi tra i consumatori e le attività di Tinto Lavanderie. È uno strumento che abbiamo concepito grazie all'impegno e alla disponibilità del nostro presidente del mestiere, Calogero Abate, che si è impegnato moltissimo. Poi abbiamo avuto il coinvolgimento del movimento dei consumatori, questa è la base di partenza, ovviamente lo allargheremo anche alle altre associazioni dei consumatori in modo che possa essere il più partecipato e condiviso e quindi possa trovare riscontro poi nel quotidiano. Ringrazio anche la Camera di Commercio e il commissario straordinario Giuseppe Termine per la disponibilità e per la partecipazione a questo momento importante, perché metterà il sigillo su un accordo tra la CNA e i consumatori, e quindi da qui partiremo con questo percorso nuovo perché possa essere poi condiviso anche a livello regionale e nazionale da parte della nostra organizzazione. Quindi questa è una giornata importante perché ecco, questi sono momenti in cui le aggregazioni, stare insieme conviene perché si raggiungono obiettivi che da soli non si possono raggiungere. Ecco, quale sarà il beneficio per gli utenti di questo accordo che state facendo? Allora, il beneficio è per entrambe le parti, cioè da un punto di vista sia delle lavanderie che anche degli utenti, in quanto ci sono delle regole precise dove da una parte la lavanderia si impegna a dare qualità, trasparenza al suo lavoro, dall'altra parte l'utente riceverà benefici e avrà anche lì delle regole ben precise che garantiscono un'efficienza del servizio. Ecco, questo momento di grandissima consumi di energia elettrica, ecco, voi utilizzate ovviamente per la maggior parte attrezzature che vanno con l'energia, come lo state vivendo? Il momento è drammatico, anche perché le lavanderie, come ha ben detto lei, subiscono questo momento, dove purtroppo a fine anno molte chiuderanno, proprio perché non riescono a sopportare, visto che i margini di guadagno della lavanderia sono molto bassi, ma i costi aumentano sempre di più e sono diventati quasi insopportabili. Dottore Termine, oggi la Camera di Commercio partner con la CNA in un settore sicuramente importante, quello delle lavanderie, ma anche in futuro ci saranno altre iniziative in altri settori produttivi. Sì, diciamo che questo è il primo accordo che si fa e sarà un accordo pilota, sicuramente seguiranno a ruota tanti altri accordi e la Camera di Commercio è sempre disponibile a portare avanti le iniziative sia dei consumatori che dei vari rappresentanti, degli organismi rappresentanti dei lavoratori di associazione e quindi siamo qui ad aspettare, sempre a disposizione di tutte le imprese, tutte le attività produttive della provincia che trovano nella Camera di Commercio un punto di riferimento sempre aperto e sempre pronto per i bisogni delle attività produttive. Allora, la CNA oggi in prima linea per un accordo che riguarda le tintolavanderie, ma non solo, insomma anche è in previsione una serie di accordi in un momento così difficile anche dell'economia per gli artigiani e non solo. Hai detto bene, momento difficilissimo, ma dovuto certamente ad una situazione internazionale che non ci fa ben sperare. Parliamo delle cose nostre. CNA Agrigento oggi è fiera di portare a compimento un lavoro importante che era un obiettivo che si era preso Lillabate, diventato presidente del mestiere delle tintolavanderie in CNA, che era appunto quello di cercare di fare questo protocollo di intesa tra l'Unione Consumatori e le tintolavanderie, protocollo d'intesa che cerca di normare ed evitare che si possa arrivare a screzi tra le due parti contrapposte. Quindi noi siamo fieri, è un progetto pilota che parte da Agrigento che esporteremo sicuramente in CNA Sicilia e CNA Nazionale. Quindi oggi è una giornata importantissima per CNA Agrigento, ma anche per il comparto delle tintolavanderie e per i consumatori, quindi i fruitori del servizio delle tintolavanderie. Parliamo di questo accordo che viene fatto tra le varie parti e la CNA. Ecco, sostanzialmente quali saranno i benefici per le aziende ma anche per i consumatori?
Allora, i benefici sono molto semplici, regole chiare nel rapporto tra consumatori e Tinto Lavanderia. E in questo modo, mettendo delle regole ben precise, mettendole per iscritto e comunicandole ai consumatori, tutti gli utenti saranno in grado di capire quali sono i propri diritti e anche quali sono i propri doveri. E questo ovviamente porterà dei benefici in termini di chiarezza, ma anche in termini di efficienza del servizio.